Amici sportivi, per la rubrica Tu per Tu con i protagonisti, questa sera abbiamo il piacere di avere qui con noi Stefano Baresi, difensore del Villafranca Veronese. Ciao Germano, buonasera a tutti i tifosi del Villafranca. Ciao Stefano, quando hai iniziato a tirare i primi calci al pallone? Ma i primi calci al pallone ho incominciato a 5-6 anni nella squadra del mio quartiere, si chiamano le Rondinelle, soprannominati le Furie Rosse perché eravamo di tutti rossi, tinta rossa. Dove sei cresciuto come settore giovanile? Settore giovanile ho fatto tutte le trafile del Brescia Calcio, partendo dai giovanissimi nazionale, arrivando fino alla primavera, facendo qualche allenamento anche in prima squadra. A che età hai debuttato in prima squadra e in quale partita, se ti ricordi? Allora sì, mi ricordo benissimo, era Como Prato in Coppa Italia, esattamente a 18 anni. Un compagno di squadra da cui hai imparato di più nella tua carriera? Allora, innanzitutto ho avuto la fortuna di giocare con molti professionisti, ma se devo sceglierne uno, Andrea Pansera, il portiere che avevo alla Pro Sesto, innanzitutto come persona squisita, davvero una grandissima persona, e poi come giocatore, i numeri parlano dalla sua parte. La partita che ti è rimasta più nel cuore, che hai giocato? Ma allora, quella che mi è rimasta più nel cuore, o Frosinone Prato, il mio esordio in Lega Pro, in notturna, e a 18 anni alle prime esperienze con i grandi, come lo dico io, ecco. Una partita che vorresti rigiocare? Rigiocare Brescia-Napoli, finale scudetto, persa purtroppo in casa. Perché hai scelto di venire a giocare a Villafranca? Perché innanzitutto mi hanno parlato tutti molto bene, sia ambito societario e soprattutto dall'impianto che abbiamo, un campo meraviglioso, società seria, compagni meravigliosi. Sappiamo che hai giocato nei professionisti, Alessandria e Prato. Quali sono le principali differenze che trovi rispetto ai dilettanti? Ma soprattutto nell'ambito professionistico, essendo anche un lavoro, la dedizione, la preparazione alla partita, non solo in allenamento ma anche in ambito giornaliero, quindi in maniera personale alla partita. I compagni di squadra ti chiamano ministro della difesa e in campo ti vediamo ogni domenica a incitare e incoraggiare i compagni di reparto. Che effetto ti fa? Ma onestamente mi fa piacere, perché comunque credo di essere visto come un po' un simbolo o almeno un compagno di riferimento per gli altri. È un soprannome che mi ha dato ancora Ambrosi ai tempi di Vigasio. Mi fa piacere, sono onesto, mi fa piacere. Come riesci a conciliare il lavoro, sappiamo che lavori in un hotel, vita privata, la fidanzata Elena e lo sport? Perché le mie giornate sono fatte di 26 ore, no dai, scherzi a parte. È difficile, perché comunque la mattina la sveglia suona presto, la sera si arriva a casa tardi, però ho 25 anni, sono ancora in forze, quindi finché riusciamo tiriamo avanti. Quanto è ed è stata importante la tua famiglia per la carriera di giocatore? Molto, moltissimo, mi sono sempre stati vicini, mi hanno sempre aiutato a fare delle scelte, facili e difficili. Comunque a 18 anni sono dovuto andare fuori casa per tentare questo sogno di diventare calciatore e non hanno mai mancato il loro appoggio. Parliamo di Elena, la tua fidanzata. So che viene a vedere le partite. Com'è come tifosa? Allora, è una tifosa un po' disattenta, diciamola così, però mi fa sempre molto piacere averla allo stadio, perché comunque fa parte da 7 anni della mia vita, quindi è un punto di riferimento e sono contento così. Qui a Villafranca c'è un bel gruppo. Quali sono secondo te i fattori che hanno contribuito a creare un gruppo così coeso? Ma sicuramente non abbiamo prime donne negli spogliatoi, tutti siamo allo stesso livello, partendo dal più vecchio Bortignon al più giovane, che adesso mi viene in mente De Guidi, il portiere 99-2000, quindi ci diamo una mano tutti assieme senza prevalere l'uno sull'altro. Domanda extra, vinci un viaggio e devi portare con te un compagno di squadra. Chi porti e dove lo porti? Allora, ne porto 2, Menoli e Marangi, perché continuano a dirmi: Bare, un giorno ti porta a pescare, ti insegno a pescare, e non hanno ancora fatto la loro proposta, l'invito ufficiale. Quindi ne approfitto io per invitarli, non so dove vogliono loro, almeno mi insegnano a pescare.
L'ultima domanda, Stefano, un regalo sportivo che quest'anno vorresti fare al presidente, al direttore generale, al mister e ai tifosi del Villafranca? Non lo diciamo, ne parliamo magari il 29 aprile, se ti va bene Germano, facciamo così? Simpatico Stefano, io ti ringrazio per la tua appunto spontaneità, dedizione e impegno che ci metti nella Villafranca e nella passione che ci metti. Complimenti, in bocca al lupo a te professionalmente e sportivamente parlando. Ciao Germano, grazie mille e ciao a tutti i tifosi del Villafranca.